in Serie D il Bassano e lo fa portando con sé i suoi tifosi e tutta la città. Una sconfitta per 1-0, quella in casa con il Progresso, che regala ugualmente alla squadra di San Bugaro il biglietto di sola andata per il massimo campionato dilettantistico. È da 3 anni che ci proviamo e finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono molto contento e la dedico a tutta sta gente che ci viene a vedere e che non molla mai niente, quindi sono contentissimo. Un risultato storico per il club di Bassano che nel 2018, dopo la sua rifondazione, era ripartito dalla prima categoria e ora sogna in grande. Per noi è una soddisfazione enorme arrivarci qui in questo stadio con questo pubblico. Diciamo che non è una favola perché noi ci abbiamo messo impegno, quindi le favole hanno sempre il minuto fine, oggi non era scontato, abbiamo lottato e siamo arrivati qui. È stato un cammino veramente esaltante e penso che i ragazzi, il mister, tutti se lo meritano perché abbiamo fatto quest'ultima parte qua veramente bene, ma anche giocando un calcio di qualità, una squadra che merita il salto di categoria.